Buongiorno a tutti ragazzi, ieri è stata una giornata diciamo particolarmente normale, ma tra poche ore ragazzi ci sarà un vero e proprio diciamo cambiamento meteorologico. In effetti ci sono molte regioni diverse. In effetti per la giornata di oggi, domenica 22 settembre, ci sono allerte arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana, ragazzi, e su gran parte della Liguria. Quindi allerta gialla poi su gran parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Molise, Abruzzo e Marche, e poi su tutti i bacini del Lazio, dell'Umbria e della Sardegna centro-orientale. Quindi diciamo che le condizioni saranno pessime un po' dappertutto, quindi diciamo che al nord e al centro le condizioni meteo saranno davvero pessime, quindi tra poche ore incomincerà davvero il tempo a cambiare. Anche qui a Salerno il tempo sta incominciando un po' a, diciamo, a cambiare, si è fatto un po' scuro, diciamo, però per il momento almeno qua mantiene, diciamo, la situazione è calma. Non c'è sole, però diciamo è cupo. Quindi massima attenzione sulla Toscana, che ci sta proprio l'allerta arancione su Toscana e Liguria, quindi poi allerta gialla in 10 regioni. In effetti, ve l'ho detto, Piemonte, Lombardia, Liguria, diciamo in tutte queste qua, diciamo del nord e del centro ci sarà, diciamo, pessimo tempo. Sulla Sardegna orientale solo un po', poi su tutta l'Italia ragazzi nuvoloso soleggiato, quindi questa è la situazione diciamo per oggi domenica 22 settembre 2019, quindi allerta arancione e allerta gialla, quindi potete consultare se volete anche il sito della protezione civile. Quindi in effetti nelle prossime ore ci sta un forte rischio di piogge e temporali, quindi mi raccomando non andate vicino al mare a vedere il mare come è mosso, perché il mare sarà molto mosso a causa dei forti venti di tramontana, quindi di scirocco, quindi il mare sarà agitatissimo, quindi evitate di fare questa sciocchezza, anche perché un'onda può trascinarvi in acqua, quindi lasciate stare. Quindi per il sud invece ragazzi il tempo sarà nuvoloso ma nulla di più, in effetti non porta pioggia, quindi in effetti mi pare che da domani invece la situazione debba peggiorare grazie al famoso uragano, diciamo che Umberto, che dovrebbe arrivare diciamo sulle coste dell'Europa, quindi poi stasera faremo un aggiornamento sulla condizione di quest'uragano che sta passando, anzi sta arrivando in Europa. Quindi ragazzi vi auguro buona domenica a tutti e ci sentiamo al prossimo video ragazzi. Ciao a tutti.